Oggi abbiamo fatto un'attività di gruppo che ci ha fatto capire e ragionare anche sulle dinamiche del gruppo e come possono portare allo sviluppo di comportamenti ludopatici, per esempio. Tra le attività di prevenzione che noi proponiamo nelle scuole, oggi siamo qui presenti al Fermi per questa attività connessa alla settimana della sensibilizzazione del progetto Cambio Gioco. Sono attività interattive, ludiche, dove i ragazzi si divertono, stanno bene e alla fine si sviluppa un pensiero anche critico su alcuni meccanismi, alcune dinamiche che influenzano poi la vita di tutti i giorni e possono portare a problemi di salute, quali i comportamenti a rischio legati alla ludopatia, al gioco d'azzardo, ma anche poi tutti gli altri comportamenti di rischio legati alle dinamiche del gruppo, all'influenza dei pari, ai bisogni di appartenenza e di condivisione che spesso portano ad agire comportamenti anche dannosi per se stessi e per gli altri. Ci sono due modi di sensibilizzare i ragazzi e i giovani e giovanissimi al tema della prevenzione da questo tipo di comportamenti a rischio. Il primo è quello di fare la lezione frontale, di portare informazioni, di dare delle spiegazioni, di metterli di fronte alle conclusioni o alle conoscenze che noi adulti abbiamo maturato. Il secondo invece è quello che abbiamo applicato oggi della modalità maieutica, cioè coinvolgere i ragazzi in un'esperienza attiva, partecipata e poi lasciare a loro il compito di tirare delle conclusioni, di riflettere su quanto hanno vissuto nell'esperienza proposta, ma anche sui meccanismi di inganno, di autoinganno legati a determinate dinamiche che poi possono appunto condurre ai comportamenti a rischio. Ebbene, questa seconda modalità è quella che preferiamo perché da questa scaturiscono delle vere perle, i ragazzi fanno delle riflessioni e tirano delle conclusioni straordinarie, forse migliori di quelle che avremmo potuto proporre noi e possono dire veramente delle cose di grande valore. Oggi abbiamo fatto una bella esperienza perché abbiamo costruito delle navicelle con delle uova e non dovevamo insomma rompere le uova che erano all'interno ed è stato molto interessante perché nel mio gruppo eravamo tutti diversi con delle idee diverse e solitamente non siamo abituati a lavorare insieme e quindi è stato molto bello anche se io non sono una persona che è molto abituata a lavorare in gruppo e forse preferisco solitamente lavorare da sola, però oggi è stata una bella esperienza. E la classe che è stata appunto selezionata per questo progetto oggi ha lavorato benissimo, mi ha sorpreso intanto il divertimento che c'è stato, avevano proprio uno spirito di gruppo, è vero, di competizione, ma c'era molta allegria nell'aria e poi mi ha stupito anche la consapevolezza, poi l'analisi che hanno fatto dopo, tantissimo. È stato un bellissimo progetto perché abbiamo lavorato molto di squadra e spesso con tutta la classe è più difficile, con gruppi di 4 e 5 è stato più facile e mi sono divertita molto e è stato anche molto educativo all'ultima parte e è stato bello vedere come un progetto così semplice e divertente possa portare anche una bella riflessione. Devo dire che è stata una bellissima esperienza anche perché sono nate relazioni o comunque ho visto gruppi all'interno della classe lavorare quando normalmente non sono i gruppi che lavorerebbero ecco, spontaneamente, ma hanno dato una dimostrazione proprio di essere uniti per l'obiettivo finale, alla fine era questa la cosa importante. Nel lavoro di gruppo di oggi, in cui ci siamo molto divertiti, inizialmente la cosa che mi ha stupito è stato che non si vedeva il rapporto con la dipendenza e non si notava come potesse essere correlata questa attività, ma col pensiero che abbiamo fatto alla fine dell'attività siamo riusciti a trovare questo collegamento. Dall'attività di oggi ho capito che le dipendenze possono nascere anche da un contesto in gruppo dove spesso si è
portati a fare delle cose anche sbagliate, magari perché diciamo condizionati dalle altre persone e da ciò che il fatto che vorremmo essere accettati da queste persone. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati a Cambio Gioco. Siamo alla terza edizione di questa settimana per la prevenzione delle dipendenze comportamentali del gioco d'azzardo patologico, organizzata da ULSEI Euganea di Padova in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM Servizi. Quindi ben ritrovati, questo è il secondo incontro della prima giornata e ringraziamo tutte le persone che da tutta Italia ci stanno seguendo, ma anche e soprattutto gli enti molto numerosi che hanno concesso il patrocinio e le varie istituzioni e realtà che collaborano alla diffusione di questa iniziativa come partner e media partner. Ci troviamo a Padova, all'interno del Barco Teatro, stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'ULSEI Euganea. Come già sapete c'è un sito dedicato a queste settimane della prevenzione, un sito dove potrete consultare anche le annualità presenti, dove rimane traccia di ogni singolo intervento e dove sono disponibili tutti i materiali promozionali e anche l'intero programma che potete scaricare. Il sito è www.cambiogiocoulsei.it e vi invitiamo sempre a dare diffusione a questa iniziativa anche sui vostri canali. Ringraziamo tra l'altro le molte persone che a vario titolo lo stanno già facendo. Salutiamo il pubblico presente in sala e anche quello che ci segue da remoto e salutiamo e ringraziamo per averci raggiunti qui il dottor Ermanno Margutti, responsabile dell'unità operativa semplice Chioggia Venezia ULS 3, che al termine dell'incontro ci aiuterà a fare una prima riflessione e potrà eventualmente porre una prima domanda alla nostra relatrice di oggi. Benvenuto, dottor Margutti, grazie di essere qui. Grazie mille. Passo ora la parola per un saluto istituzionale alla dottoressa Arianna Camporese, che è la responsabile dell'unità operativa semplice Alta e Bassa Padovana. Grazie, dottoressa, per essere qui. Benvenuta. Grazie a voi, io porto i saluti da parte del Dipartimento Dipendenze, siamo come si diceva alla terza edizione e è sempre un'emozione quando cominciamo questo evento che ci trova impegnati in qualcosa che non è la nostra comfort zone. Noi siamo medici, educatori, psichiatri, psicologi, infermieri, quindi pensare di incontrare i cittadini nella loro fase di salute, non solo nei nostri ambulatori quando stanno male e quindi quando sono in una fase anche di sofferenza, ci rende felice. Proprio il concetto che volevamo incontrare e proporre alla popolazione quest'anno è quello della connessione, quindi la rete come patrimonio di salute. Quando noi lavoriamo in rete produciamo benessere, questa è una cosa importante, questo lo vediamo non solo all'interno dei nostri servizi, noi abbiamo 6 ambulatori per questo tipo di patologie, ma anche quando noi lavoriamo in un ambiente diverso, quindi lavoriamo con anche figure professionali che non sono proprio quelle della clinica. Ecco, quindi in quest'ottica noi abbiamo proposto eventi ripetuti durante la settimana dove incontreremo persone con professionalità diverse, quindi clinici ma non solo. Questa mattina con le scuole abbiamo incontrato un filosofo perché la cultura è salute e quindi quando noi ci incontriamo in un ambiente di cultura non possiamo che migliorare come esseri umani. E quindi io lascio la parola adesso alla nostra relatrice. Grazie dottoressa. Abbiamo anche un altro saluto istituzionale, questa volta tramite videocollegamento. Dovrebbe essere con noi il dottor Alessandro Pani, che è direttore del Dipartimento Dipendenze dell'ULS 3
e presidente di Cover SERD. Eccolo, lo vediamo in video. Benvenuto, dottor Pani, grazie del suo saluto, le lascio la parola. Buonasera a tutti e grazie dell'invito, che è un grande piacere che porto i saluti del coordinamento veneto dei SERD. Ringrazio la dottoressa Camporese, la dottoressa Zavana e il dottor Sava e tutti i loro collaboratori di aver creato anche quest'anno e messo a disposizione un evento formativo interessante e articolato che affronta il tema delle dipendenze comportamentali del gioco d'azzardo sotto vari punti di vista e con docenti di diversa formazione, come diceva poco fa la dottoressa Camporese. Ho trovato molto interessante nel titolo il termine connessione, una connessione che non richiama solo la parte informatica o le connessioni neurologiche o matematiche, ma anche e soprattutto il legame di stretta relazione tra le persone. Il lavoro che svolgiamo nei SERD, dalla prevenzione alla cura al reinserimento, ha necessariamente le sue fondamenta sul lavoro di rete e quindi sulla connessione tra tutti i vari nodi coinvolti. Come abbiamo anche evidenziato come COVESERT nella conferenza regionale, i SERD non hanno uguali tra i servizi sanitari in quanto ad ampiezza ed articolazione della rete. Abbiamo utenti all'interno di una vastissima fascia di età, trattiamo diverse tipologie di dipendenza, spesso con reti che sono distinte o che si sovrappongono solo in parte. E quindi, oltre a numerosi servizi sanitari, siamo in rete con familiari, cittadini, privato sociale, associazionismo, volontariato, scuole, comuni, uffici del Ministero di Grazia e Giustizia e molti altri. Quindi, se da una parte tenere i rapporti di una rete così fitta è per noi un grosso impegno, dall'altra credo che sia anche sicuramente arricchente, perché, come anche ben descritto nel programma di questo corso, lo stare in connessione ci permette di costruire tutte quelle fondamentali collaborazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze. Non vi prendo altro tempo e chiudo augurando un buon lavoro. Grazie dottor Pani. E riportiamo anche i saluti e gli auguri di buon lavoro da parte della dottoressa Angela Favaro, direttrice dell'unità operativa complessa psichiatria dell'azienda ospedaliera di Padova, che non ha potuto presenziare ma ha mandato appunto i suoi saluti. E come diceva il dottor Pani, queste sono occasioni di formazione in cui il termine chiave è appunto connessione. Vite connesse tra gioco, rischi digitali e nuove frontiere del benessere è infatti il titolo dell'incontro di questo pomeriggio, per il quale abbiamo il piacere di ospitare nuovamente la dottoressa Sabrina Molinaro, bentornata a Cambio Gioco, epidemiologa, responsabile del laboratorio di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Quindi la ringraziamo di cuore per averci raggiunto nuovamente a Padova. Il tema di questo pomeriggio è già stato anticipato, quindi a breve le lasciamo la parola. Prima di farlo però ricordo a tutte le persone che sono presenti che potranno interagire con la dottoressa ponendo domande o facendo commenti al suo intervento. Altrettanto potete fare voi che ci seguite da casa, da tutta Italia, sia commentando la diretta nei profili social oppure scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero che vedete comparire in sovraimpressione, che è 370 318 6802. Non mi resta che lasciare la parola alla dottoressa Molinaro e augurare a tutti buon incontro. Grazie dello spazio che mi state dedicando e vediamo se riesco a raccogliere la sfida di creare una connessione con voi. Vediamo che cosa vi aspettate di portare a casa da quello che vi racconterò oggi e vediamo se riesco a incuriosirvi e quindi a creare quella connessione che vogliamo andare a studiare. Io parto con i ringraziamenti di rito. Vi ringrazio soprattutto per questa iniziativa, che è un'iniziativa unica nel nostro paese e che la dottoressa Camporese ogni anno con grande fatica porta avanti. Ringrazio tantissimo Marco per la sfida che mi ha lanciato. Quando ci siamo sentiti mi ha detto:
però non venire a parlare solo delle cose negative stavolta, cioè raccontaci anche quali possono essere le opportunità. E quindi ho dovuto cambiare un po' la prospettiva attraverso cui sono solita guardare i dati. Io di solito do i numeri e vi racconto i comportamenti a rischio, vi racconto quanto queste nuove generazioni stanno modificando le tipologie di relazioni che mettono in atto e quanto si stanno modificando anche i rischi connessi. Sto facendo uno studio di cui vi parlerò poi alla fine di questa mia lezione proprio sull'intergenerazionalità e sto scoprendo delle cose assolutamente affascinanti su come, nonostante si siano mantenuti certi usi e certe abitudini, parlo anche di sostanze, parlo di alcol, di tabacco, parlo di sostanze psicoattive illegali, fra la generazione X, la generazione Y e la generazione Z noi stiamo vedendo cambiare proprio i paradigmi con cui ci si approccia ai rischi, e questo anche per quanto riguarda tutte le dipendenze comportamentali. Passo a raccontarvi un po' di numeri. Ovviamente premetto che la maggior parte dei numeri che vi darò oggi, come sempre, vengono dallo studio ESPAD, che è lo studio European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. È uno studio che viene fatto in Italia nelle scuole superiori fra i 15 e i 19 anni. È uno studio che è fratello minore di uno studio europeo che viene fatto sui sedicenni ogni 4 anni. Io ho l'onore e anche la fatica di coordinare pure lo studio europeo oltre a quello italiano, quindi stiamo facendo ora la 8ª rilevazione. Abbiamo iniziato il progetto ESPAD nel 1995. Per questo abbiamo già visto gli adolescenti della generazione X, che è la mia generazione, i millennials, ora guardiamo i Gen Z e dal prossimo anno riusciremo a studiare anche la generazione successiva. È veramente interessante quello che emerge perché siamo arrivati a delle conclusioni che magari condivideremo insieme. Sicuramente molti dei comportamenti di cui oggi parleremo non esistevano nel 1995, quindi è chiaro che abbiamo visto un crescere di tante differenti tipologie di comportamenti a rischio. E sicuramente internet nel 1995 non era una cosa di facile accesso per tutti. Ci si connetteva magari nelle università e c'erano delle connessioni rallentate, quindi sicuramente non era un qualcosa di fruibile quotidianamente da tutti noi, solo chi di noi era fortunato poteva avere accesso e di solito lo utilizzava per fini specifici. Oggi invece abbiamo davanti un fenomeno che è diventato quotidiano e parallelo a quella che è la vita fisica di ogni adolescente, e non possiamo continuare a far finta che non sia così, cioè dobbiamo iniziare a prendercene carico. Altri sicuramente più competenti di me parleranno di questi temi in maniera approfondita. Io vi racconterò cosa i ragazzi ci restituiscono, quindi tutto il nostro lavoro è soprattutto quello di leggere i fenomeni attraverso gli occhi dei ragazzi che rispondono ai nostri questionari. Ogni anno in Italia sono circa 20.000 gli studenti che partecipano allo studio ESPAD e che compilano un questionario lunghissimo, noiosissimo, però lo fanno durante un'ora di scuola e quindi magari piuttosto che fare un'ora di lezione si mettono a compilare un questionario. E la cosa buffa è che è un questionario modulare, quindi che indaga, come dicevo, l'uso di sostanze, l'uso di tabacco, l'uso di alcol, i comportamenti correlati all'uso di internet, ma non solo. È un tema che affrontiamo in maniera abbastanza approfondita dentro ESPAD da qualche anno, è il tema della violenza, perché è un tema che in questa generazione si sta ripresentando in maniera abbastanza forte, non solo la violenza cibernetica, il cyberbullismo di cui comunque parleremo, ma anche proprio la violenza fisica, che è diventata un po' meno infrequente, soprattutto nella popolazione femminile, che è una cosa strana perché noi eravamo abituati a uno stigma, no? I ragazzi che
agivano violenza magari nei gruppi, oggi vediamo che è un qualcosa che invece è abbastanza diffuso anche nei gruppi femminili, ma ne parliamo più avanti. Quindi perché siamo qui oggi? Siamo qui, la sfida che Marco mi ha lanciato è cerchiamo di capire se i mezzi digitali sono qualcosa che unisce o che isola i giovani, e quindi andiamo a leggere là dove uniscono e là dove isolano, perché come tutte le cose c'è un doppio binario, sicuramente possono unire, però possono anche diventare un problema per i giovanissimi. Non vi sto a annoiare con l'adolescenza, ne sapete sicuramente più di me, ma mi serve per lanciarvi nel resto del ragionamento e quindi vi riassumo qual è uno dei compiti principali dell'adolescenza. Uno dei compiti principali è quello di creare l'individuo, l'individuazione della personalità e sicuramente ci sono una serie di sfide che durante l'adolescenza sono necessarie, dovrebbero essere affrontate, poi noi sappiamo che invece purtroppo si sta un po' rallentando questo fenomeno, però sicuramente è necessario il conseguimento dell'indipendenza emotiva dai genitori e dagli adulti significativi. Sicuramente è importante riuscire ad accettare i cambiamenti del proprio corpo, e su questo sappiamo che moltissime problematiche adolescenziali si vanno a sviluppare, acquisire un ruolo sociale, avviare delle relazioni mature con i coetanei, ma non solo, e quindi sviluppare una socializzazione. Acquisire anche un ruolo di genere, l'identità di genere, che oggi nelle nuove generazioni è un tema che non possiamo ignorare, perché è un tema che la mia generazione non si poneva neanche, ma oggi invece è assolutamente quotidiana la discussione sull'identità di genere nei giovanissimi. E poi sviluppare valori e ideali, qualcosa che vediamo sempre meno forte in alcuni gruppi generazionali. Quale può essere in questo processo la funzione di quelli che sono i comportamenti a rischio? Sicuramente servono ad affermare la propria autonomia, quindi è necessario in qualche maniera mettere in atto dei comportamenti a rischio in fase adolescenziale, sperimentare le potenzialità delle nuove competenze acquisite, prendersi dei rischi e prendersi anche delle responsabilità, mettere il proprio sé alla prova, esplorare tutte le nuove sensazioni, comunicare bisogni, sensazioni e stati mentali che possono essere ambivalenti e confusi, condividere esperienze, trovare un equilibrio tra il bisogno di individualità e il bisogno di essere uguale agli altri, che è un altro di quei comportamenti che fra gli adolescenti è assolutamente quotidiano. Ora, in tutto questo cosa c'entra la rete? La rete funziona benissimo per tutto questo, perché serve a loro per elevare a potenza tutti quei sentimenti e quelle esperienze che le nostre generazioni hanno potuto vivere nella quotidianità, quindi è tutto estremamente accentuato. Parto a darvi un po' di numeri, così rientro nella mia comfort zone. Tanto per iniziare, quanto tempo trascorrono i ragazzi su internet? Attenzione, quando noi chiediamo loro quanto tempo trascorrono su internet, loro non intendono tempo trascorso su internet il tempo che stanno connessi, perché connessi ci stanno 24H, anche noi ci stiamo 24H. Intendono il tempo che spendono in maniera, diciamo, più o meno unitaria su internet. Diciamo più o meno perché? Perché ragionando con i ragazzi, e ora stiamo provando a studiare anche quello, abbiamo scoperto che, per esempio, le serie televisive vengono guardate mentre si sta giocando a un giochino, quindi io sono connesso ad internet, guardo una serie e la tengo in sottofondo, magari la guardo anche a 2x. 1,5 di solito la guardano, quindi la mando più veloce perché così ci metto meno a vederla, come se io dovessi raggiungere una meta nel guardare la serie, e contemporaneamente
chatto, gioco, faccio altre cose, quindi una attenzione completamente frantumata e nel medesimo, anche nel momento del relax, dovrebbe essere un momento di totale rilassamento in cui io mi concedo di guardare qualcosa che mi piace. No, in realtà io agisco, anche la serie televisiva la guardo magari tutta di seguito, perché poi il concetto delle serie televisive non vissute come una storia unica che inizia e finisce come puntata e quindi aspetto domani, accetto la frustrazione, aspetto il tempo di vedere la puntata successiva, ma me la sparo tutta insieme. E voi direte, sì vabbè, ma anche i libri quando ci piacevano, magari uno si metteva lì e se li leggeva tutti di fila, quindi è la narrazione che mi ha appassionato. No, perché nel libro io devo comunque usare la mia immaginazione. Io ho un tempo per la lettura, non lo posso mandare a due per. C'è chi legge un rigo sì o un rigo no, però magari non si gode tutta la storia, e sicuramente devo mettere parte di me nella lettura del libro, quindi devo accendere la mia immaginazione per cercare di capire quello che l'autore mi sta raccontando. La serie è come i cibi ultraprocessati, è già digerita, me la danno, mi passano un modello in maniera velocissima, io lo posso assumere mentre la serie scorre per conto suo e non ho bisogno neanche di prestargli totale attenzione, infatti nel medesimo tempo mi posso permettere addirittura anche di giocare a un giochino, quindi vanno fortissimo, vanno troppo più forte di noi, è un problema riuscire a stargli dietro. Quindi tempo trascorso in internet, che cosa faccio quando sto in internet? Guardate cosa ci rispondono, mi metto gli occhiali perché io non ci vedo, se no, però sto collegato ad internet in chat, quindi magari io faccio altro, sto collegato per guardare film e serie, sto collegato per fare ricerche e leggere, e anche qui vediamo poi che ci sono un po' di differenze di genere fra maschi e femmine, ma non tantissime. E il dato che su internet è particolarmente interessante è che la fragilità maggiore si vede proprio nel genere femminile, questo lo vediamo un po' da tutte le parti. Vedete quali sono le attività maggiormente svolte in internet e sicuramente noterete il picco alto che è legato agli anni del lockdown, perché poi non dimentichiamo mai che questi ragazzi hanno comunque passato una fase della loro crescita evolutiva in lockdown, a prescindere dal timore per la malattia, il Covid e quello che è stato traumatico per tutti quanti, ma considerate in una fascia d'età 15, 14, 16, passare 2 anni controllati e chiusi in casa con i genitori un po' cambia il paradigma, soprattutto quando si parla di attività in rete. Quali sono i dispositivi utilizzati? È carino perché c'è una forte differenza di genere. I ragazzi che su internet molto giocano, vedete che stanno PC, portatile o fisso. Le ragazze invece che su internet molto stanno sui social media, quindi chattano, comunicano, la maggior parte del tempo stanno attaccati agli smartphone. Quindi già iniziamo a vedere 2 gruppi che si caratterizzano per comportamenti differenti. Ora, ci sono tantissimi studi su questo e molti studi ci raccontano, studi recenti, mi sono basata tutto su cose intorno al 20, perché tutto quello che è prima, diciamo, fa parte di un mondo cambiato, cioè il problema che abbiamo con questo tipo di fenomeni è che cambiano talmente velocemente che in frattempo averli studiati che già il fenomeno si è modificato e quindi devi trovare un paradigma differente per leggerlo, quindi per questo considero molto importante studi come il nostro che ti permettono anno dopo anno di vedere come si modificano questi comportamenti e ti permettono di leggere come si stanno evolvendo le nuove generazioni. Ora, sicuramente i giochi online ci possono aiutare a arricchire i contatti, le amicizie, quindi non necessariamente è negativo lo spendere molto tempo online, perché in qualche maniera, soprattutto se sono una persona un po' timida, un po' chiusa, ho modo di entrare in contatto con delle persone magari esterne alla mia cerchia, con tutti i rischi che questo può portare, però abbiamo visto che comunque i rischi ci servono per sviluppare la propria identità.
Sicuramente i social media riescono a avere un buon effetto per quanto riguarda l'isolamento sociale dei ragazzi e in alcuni casi sono anche stati molto utili, soprattutto i social media legati ai giochi, per aiutare nelle fasi di isolamento sociale a diciamo, ritrovare una connessione con i propri pari. Quindi in quel periodo, in quel tempo in cui siamo chiusi in casa per qualunque maniera, probabilmente questo ci è stato utile. Un altro dato che la letteratura ci racconta è che il desiderio di costruire amicizie online può influenzare anche quel comportamento prosociale che permette di sviluppare una cittadinanza digitale. Ora, vogliamo essere molto ottimisti. La giovane collega che mi ha aiutato a preparare le slide oggi giustamente ha una visione molto positiva del futuro ed è una Gen Z lei, quindi è giovanissima e io sono felicissima di portare anche il suo di pensiero. Ora, sulla cittadinanza, il concetto di cittadinanza digitale negli adolescenti da Gen Z, da generazione X, qualche dubbio ce l'ho, però ringrazio Costanza per averci dato anche questo input. Internet però ci divide anche in qualche maniera e quello che noi abbiamo letto negli anni, soprattutto dopo il Covid, è un aumento importante delle parole d'odio che stanno dentro Internet. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nelle comunicazioni si è persa quella forse finta educazione che c'era prima, cioè oggi ci si lascia più andare anche agli haters, a tutti quelli che possono essere dei comportamenti d'odio e sicuramente l'utilizzo intensivo di questo tipo di strumenti ci può spingere verso quella sensazione paradosso di solitudine in cui a forza di stare dentro delle comunità virtuali non riesco più ad interagire con le comunità fisiche e l'uso frequente poi dei canali di internet e ora sarà interessante vedere anche l'evoluzione dell'intelligenza artificiale e di ChatGPT nelle nuove generazioni, pure nella nostra, perché io già vedo colleghi che non sono più in grado di scrivere le email perché le fanno scrivere a ChatGPT, quindi mi immagino che se avessi avuto 15 anni oggi, col cavolo che facevo i temi a casa, se c'ho qualcuno che me li fa, me li mette tutti quanti insieme, ecco. Diciamo che sarà un'ulteriore evoluzione della specie questa che dobbiamo tenere di conto. Quindi quando parliamo però di uso eccessivo, che cosa intendiamo per uso eccessivo? Noi abbiamo provato a mettere a punto una scala che si chiama SPIUT che in qualche maniera va a misurare quelli che sono i comportamenti compulsivi legati all'uso di internet e che cosa viene fuori da questa scala? È una scala a maglie larghe, cioè non è una diagnosi clinica, però ci permette di vedere chi fa un uso sociale, sano, mantiene un tempo limitato l'uso della rete e chi invece ci va sotto, quindi se gli levi la connessione inizia a diventare nervoso, se si trova in un punto dove non c'è rete si agita. Ecco, quello che viene fuori è un'immagine di fragilità femminile molto forte. Sono le ragazze a soffrire di più il contatto con internet, i ragazzi invece diciamo, riescono a smarcarsi meglio e sono le giovanissime, guardate, 15 anni e 16 anni sono quelle che hanno una problematicità legata a internet più alta, quindi in qualche maniera sono proprio quelle fasce più fragili che, che andrebbero protette. Vi dicevo appunto che ESPAD ha un fratello maggiore che è europeo e nello studio che abbiamo fatto nel 2019, i dati del 2024 li rilasceremo fra un paio di mesi. Comunque nel 2019 quando abbiamo rilevato questo dato l'Italia insieme ad alcuni paesi dell'est era fra i paesi dove l'uso problematico dei social media e di internet aveva una prevalenza maggiore, quindi eravamo fra i paesi, questo prima della pandemia, eravamo fra i paesi diciamo più inguaiati rispetto a questo tipo di problematica. Quali sono i comportamenti a rischio che io posso mettere in piedi su internet? Tanti, ce ne inventiamo uno nuovo ogni giorno. Il fabbing, per esempio, non so se sapete che cos'è il fabbing, andate in una scuola e lo scoprite immediatamente. Fabbing è fun e mobbing, cioè snobbing, scusate. Quindi io sto al telefono mentre tu mi parli, mentre stiamo facendo una cosa, mentre siamo
una riunione e tu ti metti al telefono e ti fai i fatti tuoi. Ecco, lo snubbing, scusate, il fabbing è un qualcosa che paradossalmente fanno più i genitori dei ragazzi, cioè fanno entrambi, però i ragazzi soffrono il fabbing dei genitori e i genitori lamentano il fabbing dei figli, quindi vedete che anche perché ci sarebbe da ragionare molto sul fatto che loro sono nativi digitali, noi no, e quindi loro si difendono meglio da determinati tipi di comportamenti da quanto ci difendiamo noi. Però detto questo, il 38% dei ragazzi ci dice sì, io lo faccio spesso fabbing, perché non dovrei farlo? Cioè, tutto sommato, se riesco a guardare una serie mentre gioco al giochino e faccio chat, perché non devo chattare mentre mamma o babbo mi parlano, mentre sto facendo un'altra cosa? A scuola, eccetera. E vedete, il 14% dei ragazzi che fanno fabbing ti dice io lo faccio per la metà del tempo. Fortunatamente solo il 3% ci dice io lo faccio più della metà del tempo. E molti di loro hanno ricevuto delle lamentele o si sono arrabbiati se qualcuno gliel'ha fatto notare, e anche in questo caso sono più le ragazze, quindi vedete di nuovo la fragilità femminile rispetto a comportamenti legati a internet. Il ghosting a me piace tantissimo, è un fenomeno fantastico. Ghostare, quindi escludo una persona da ogni tipo di contatto nei miei confronti. Chiaramente è una violenza ed è associata a cosa? Sicuramente essere ghostato da ansia, crea stress, cioè tu ti ritrovi da un giorno all'altro che non puoi più accedere a delle persone a cui magari fino al giorno prima eri in qualche maniera in confidenza, eri legato. Tra l'altro la cosa bizzarra del ghosting, soprattutto nelle nuove generazioni, ma non solo, è che il ghosting virtuale non è correlato necessariamente col ghosting fisico, cioè io e te ci incontriamo nel corridoio, parliamo, però io nella mia vita virtuale con te non ho contatti. Perché? Perché comunque sto dando un messaggio ad altre persone, quindi ti voglio mortificare in qualche maniera, una forma di bullismo, oppure perché non ho fiducia in te e non ti voglio far accedere ai miei contenuti. Quindi ci sono delle ragioni differenti, però se ti incontro ti saluto normalmente, magari ci prendiamo anche, facciamo merenda insieme, ci incontriamo a ricreazione e parliamo. E quando lo chiediamo ai ragazzi, i ragazzi ci dicono ma certo, ma sono due cose differenti, io se lo incontro lo saluto, se no sarei maleducato. Quindi è un fenomeno abbastanza particolare. Sì, il 27% degli studenti, più femmine che maschi, 22% maschi e 32% femmine, ha subito ghosting, vedete, più fisico che virtuale, però il ghosting fisico lo conosciamo tutti, insomma ci sta anche che da adolescente a un certo punto stai sulle scatole a qualcuno e non ti vuole più vedere, lo vedo, io da generazione X lo vedo più normale, ecco, che non escludere solo la comunicazione virtuale. Tuttavia il ghosting virtuale è un fenomeno molto legato alle ragazze e guardate il ghosting attivo, cioè il 30% degli studenti ha detto di averlo fatto ghosting, quindi è una forma relazionale che ha messo in atto per prima, e anche in questo caso sono più le ragazze chi hai ghostato, una conoscente, un amico, il mio ragazzo, quindi insomma diciamo che nella cerchia delle relazioni io posso ghostare qualcuno e il dato lo vediamo crescere di anno in anno. Ora, qual è la differenza fra non te voglio più vedere e ghostarti, ecco, perché poi tutto sommato uno a un certo punto nella propria crescita può anche decidere che con determinate persone non vuole più avere a che fare perché sono rapporti tossici, perché sono rapporti che non mi stanno facendo crescere, perché mi fanno stare male. Però te lo spiego, te lo dico in faccia, non è che da un momento all'altro sparisco e non ti permetto più di avere accesso ai miei contenuti virtuali.
Gli effetti del ghosting sulle vittime li stiamo studiando, quello che ci dice un po' la letteratura è che sicuramente hanno un impatto emotivo negativo, non ci vogliono gli scienziati, insomma mi sembra abbastanza chiaro, c'è una riduzione dell'autostima della persona che viene ghostata e crea ansia e stress. Sicuramente aumenta la diffidenza nei confronti degli altri. Qual è l'effetto invece del ghosting sugli autori, cioè i ghostatori? Evitano i conflitti, quindi non imparano a prendersi la responsabilità di chiudere una relazione, che è la cosa più sana che bisognerebbe imparare a fare quando le relazioni non funzionano. Sviluppano una mancanza di empatia, sviluppano dei pattern relazionali disfunzionali, perché poi al ghosting succede poi il per favore riammettimi alla tua cerchia, perché se i miei compagni sanno che sono stato ghostato da te, dopo mi ghostano anche loro, quindi si creano dei circoli viziosi e sicuramente ci sono delle conseguenze psicologiche importanti. Il fenomeno delle challenge è un altro dei rischi della rete. Le challenge sono le più assurde e io non vado spesso nelle scuole, ma quest'anno mi è capitato di andare in più scuole per un progetto che sta facendo Regione Toscana e ho parlato tanto con i ragazzi proprio delle challenge e ho capito perché a me il dato sulle challenge viene tanto basso, perché dai dati che rileviamo noi, vedete, a partecipare alle challenge sono meno del 3% degli studenti, a me mi parevano pochi, ma poi ho capito proprio dai ragazzi che loro non chiamano challenge i balletti che si fanno su TikTok. Per loro le challenge sono legate all'immagine della Blue Whale, non so se ve la ricordate come challenge, una di quelle più famose, comunque deve esserci un rischio fisico, se no non è una challenge. Quindi il balletto che bene o male non mi dà nessun rischio, anche se io vado cercando visualizzazioni, quindi alla fine è un qualcosa che mi permette di avere accesso a un pubblico maggiore, non è considerato challenge, mentre il mangiare la pasticca della lavastoviglie è una challenge. Quindi alla luce di questo vedere che il 3% fa le challenge un pochino mi inquieta, diciamo che inizia a essere un dato che vedo più realistico. Nel caso delle challenge ovviamente sono più i ragazzi a lanciarsi nelle challenge perché sappiamo che queste sono sfide più di carattere maschile. Guardate il dato come si è modificato e dopo aver visto il declino del 2020, come è andato crescendo e non si ferma la crescita, soprattutto fra i ragazzi. Il 4,2% dei ragazzi fra i 15 e i 19 anni ci dice sì, io ogni tanto una challenge la faccio. Chi ti ha proposto di partecipare? Per lo più gli amici, poi conoscenti, sconosciuti e addirittura c'è una quota parte di ragazzi che dice parenti, di solito sono fratelli maggiori, però ecco, interessante anche la sottostima del rischio legato a questo tipo di comportamenti. Andiamo sempre più nei rischi al cyberbullismo. Qual è la differenza fra il bullismo e il cyberbullismo? Lo sapete benissimo. Intanto il cyberbullismo dura nel tempo, quindi è più esteso. Il bullismo è un'azione che si chiude in uno spazio limitato, che è quello in cui io ti agisco bullismo. Chiaramente io posso essere bullizzato a scuola e quindi nell'anno scolastico, ma a un certo punto quando esco da scuola magari vado in palestra dove ci sono altre persone che non vedono, non lo sanno e io lì ho la libertà di respirare, di dire acqua. Il cyberbullismo no, il cyberbullismo è dovunque, perché se vengo cyberbullizzato lo sanno tutti, anche le persone che non mi conoscono, perché magari mi finisce una foto in una chat della scuola e anche gente della scuola che non mi ha mai visto vede la mia fotografia. Ecco che si estende nel tempo, si estende nello spazio e gli autori di cyberbullismo si possono nascondere meglio degli autori di bullismo nell'anonimato. Quindi diciamo che possono permettersi anche di essere più cattivi, perché in qualche maniera trovano il modo di rimanere anonimi. Ora guardate quanto è esteso come fenomeno. Quando noi chiediamo loro se sei stato mai bullizzato, il 47% dei ragazzi in egual misura maschi e femmine dice sì, io ho subito episodi di cyberbullismo. E per episodi di cyberbullismo
Ora vi faccio vedere cosa intendiamo. C'è tutto, c'è la condivisione di foto senza l'autorizzazione, messaggi offensivi, l'essere stato ghostato, quindi tutti i fenomeni più o meno gravi, non necessariamente sono fenomeni gravissimi, però sono fenomeni che feriscono comunque il ragazzo. Di contro il 31-32% dei ragazzi dice sì, io cyberbullizzo. Quindi è una modalità relazionale che mettono a un certo punto in atto, e vedremo anche quali sono le caratteristiche dei bulli cyberbullizzati. Quindi ci sono cyberbulli che cyberbullizzano proprio come modalità di relazione. Quali sono gli atti perpetrati più diffusi? Sicuramente l'inviare insulti, banale, solito discorso. Ci si insulta anche di faccia, bisogna avere il coraggio di insultare una persona guardandola negli occhi, però insomma ci sono anche dei ragazzi che non si vergognano. Lì invece l'insulto è un insulto buttato nella chat della scuola, ma è messo in un luogo dove in qualche maniera tutti lo possono vedere, quindi io vengo mortificato, io mi posso anche volendo nascondere. Poi escludere, bloccare qualcuno da un gruppo o inviare messaggi di testo girati, quindi attenzione anche lì. Infatti i ragazzi sono molto più paranoici di noi adulti, no? Fanno i messaggi effimeri, mandano i messaggi che scompaiono subito, utilizzano i social network che ti permettono comunque di non fare le fotografie e gli screenshot. Vedete, loro nativi digitali si tutelano in qualche maniera perché vogliono evitare di essere cyberbullizzati. Insieme a chi, cioè in realtà qui è da chi sei stato cyberbullizzato, da amici, da alcuni amici, da compagni di scuola, da altre persone conoscenti o meno per fortuna da amici dello sport. Anche in questo caso vedete che sono più i ragazzi ad aver, questo in realtà credo che sia sbagliata la slide, che questi siano quelli che cyberbullizzano. Il tipo di atti subiti, secondo me sono invertite, il tipo di atti subiti invece sono più o meno i soliti, vedete, ho ricevuto insulti nella chat, ho ricevuto messaggi di testo offensivi, sono stato escluso, bloccato, e anche in questo caso sono più i ragazzi. Poi andandoli a guardare nel dettaglio ci sono delle differenze interessanti fra maschi e femmine e bisognerebbe ragionarne in maniera approfondita, però queste sono cose che potete guardare. Esatto, le esclusioni sono più femminili, mentre gli atti agiti sono più maschili. E in questo caso da chi hai subito cyberbullismo? Al solito da amici, da conoscenti e compagni di scuola. Il 23% di questi ragazzi fa sia il cyberbullo che la cybervittima. E che caratteristiche hanno questi ragazzi? Intanto stanno aumentando, cioè come se imparassero un metodo relazionale e quindi sanno che se sei cyberbullizzato puoi anche cyberbullizzare. Al solito sono più i ragazzi ad agire questo tipo di comportamento rispetto alle ragazze. Non c'è una grossa differenza nelle fasce d'età, anzi volendo più crescono più si alleggerisce il fenomeno, per fortuna. Noi abbiamo fatto uno studio abbastanza approfondito che non vi sto a descrivere, ma la cosa che mi piace farvi vedere è che noi studiamo i fattori associati, i fattori di rischio associati a determinati comportamenti, e vedete che le cybervittime sono messe peggio che i cyberbulli rispetto ai fattori associati. Guardate, dove ci sono le stelline vuol dire che sono fattori di rischio, ma quelli che stanno messi peggio in termini di altri comportamenti a rischio sono quelli che fanno sia i cyberbulli che le cybervittime. Sono ragazzi che molto spesso hanno un uso problematico di internet, fanno anche gioco d'azzardo, utilizzano sostanze, sicuramente bevono moltissimi energy drink, hanno una serie di altri comportamenti che in quelle fasce d'età rischiano di essere problematici, e hanno anche dei comportamenti di violenza.
Quali possono essere i problemi legati al cyberbullismo? 1000, ma prima di tutto chiaramente i problemi relazionali, l'isolamento sociale e tutti i problemi che abbiamo visto finora, ma uno dei problemi diciamo più perniciosi e che oggi iniziamo a vedere sempre più spesso fra i giovanissimi è quello del ritiro sociale, che è un fenomeno che quando studiavo io psicologia era una roba giapponese e ti dicevi boh, non succederà mai in Italia che i ragazzini si chiudono in casa e stanno davanti a un computer. No, e invece succede anche in Italia ed è un fenomeno che nel nostro paese sta prendendo piano piano piede e si sta diffondendo in maniera strana, che ne dicano i grandi esperti, anche fra le ragazze. Siccome il fenomeno del ritiro sociale è un fenomeno che in letteratura viene letto soprattutto nei ragazzi e soprattutto nei ragazzi di 25 anni, ecco che noi stiamo provando a capire quali possono essere le fragilità legate al ritiro sociale, ovviamente non essendoci una diagnosi clinica da DSM-5 di neuropsichiatria infantile sul DSM-5, noi sul ritiro sociale noi utilizziamo quella che è diciamo, la proposta di uno dei maggiori studiosi del fenomeno di hikikomori, che è Kato, e quindi un marcato isolamento che perdura da più di 6 mesi. Quindi chiediamo ai ragazzi se si sono isolati senza uscire di casa, escludendo il periodo del Covid, per più di 6 mesi. E poi sempre Kato ci parla di un pre-hikikomori fra i 3 e i 6 mesi. Ora premetto che il dato che vi faccio vedere, che è un dato un po' forte, è un dato su ragazzi che bene o male a scuola riescono ancora ad andare, quindi non è un vero hikikomori. Non tutti, perché ci sono anche ragazzi che già con le scuole si sono organizzati in modo da poter seguire parte delle lezioni da casa o in altre classi. Io non sapevo che in Italia fossimo così avanti, però ci sono delle regioni che hanno fatto dei programmi speciali per i ragazzi con questo tipo di fragilità e guardate, il dato è importante perché è un dato che ci dice che comunque circa il 2% degli studenti ha avuto un periodo superiore ai 6 mesi in cui si è chiuso in casa senza avere relazioni esterne, quindi senza andare in palestra, senza uscire a mangiare una pizza, e nella maggior parte dei casi si è proprio rinchiuso nella propria cameretta, con tanto di genitori che in qualche maniera supportavano questa scelta. Ora, qui ci sarebbe da parlare tanto su questo fenomeno. Vedete, il dato strano è che di solito il dato maschile dovrebbe essere molto superiore a quello femminile, invece noi troviamo dei dati che più o meno vanno sulla solita linea, addirittura fra le 17 anni è più alto il dato femminile, quindi le 17 anni che si chiudono in casa per un periodo più di 6 mesi sono più dei ragazzi. Cosa fanno mentre stanno in casa, mentre stanno rinchiusi? Stanno sui social, ascoltano la musica, dormono molto, soprattutto le ragazze. Questo è un dato che per me è agghiacciante. A 16 anni, 15 anni passo moltissimo tempo in camera mia dormendo. Mangiano e poi guardate la colonnina grigia, giocano online i ragazzi. E attenzione, nel gioco online, quando andiamo a vedere che tipi di giochi fanno online, di solito fanno giochi differenti, cioè non fanno giochi sociali, ma fanno giochi in cui si possono ancora di più isolare. Quindi anche in questo caso la rete rischia di essere un luogo dove io mi posso annientare e isolare e non un luogo dove comunque incontro altre persone. Le cause dell'isolamento autopercepite dai ragazzi sono per lo più problemi di natura psicologica, non volevo vedere nessuno, quindi chiaramente sono ragazzi che sono un pezzo avanti. È interessante vedere il vissuto degli insegnanti, che non vi posso far vedere ora, perché comunque sarebbe molto bello. I dati comunque stanno dentro il libro di ESPAD che potete scaricare sul nostro sito, quindi vi potete leggere un pochino più nel dettaglio tutto diciamo tutti i fattori e i fenomeni associati. Sicuramente andiamo a parlare un attimo di gaming, perché il mio tempo sta scadendo, quindi vi ho parlato, vi ho dato già abbastanza numeri, ma il nostro tema era anche sul gioco, quindi vi parlo del fenomeno gaming nella popolazione studentesca. Intanto giocano tutti,
più i ragazzi che le ragazze. Sicuramente il gioco i giochi più diffusi fra i ragazzi sono quelli che vengono identificati come giochi multiplayer, però anche quelli di strategia, simulazione, anche in questo caso ci sono grosse differenze di genere. Si gioca dovunque, i ragazzi giocano molto alle console o ai computer, mentre le ragazze al solito giocano ai telefonini. Si gioca anche per stare insieme, quindi soprattutto nei giochi multiplayer. Sicuramente il gaming da parte sua può avere anche degli effetti positivi. Sicuramente ci sono dei giochi di realtà aumentata che possono favorire il movimento e l'esplorazione. Pensiamo a Pokémon Go, cioè quanti ragazzi sono andati in giro per le città, bene o male, cercavano Pokémon, non guardavano che c'era, però bene o male si muovevano. Sicuramente possono diminuire lo stress, possono dare l'opportunità di sviluppare gruppi e di avere sostegno reciproco. Possono in qualche maniera lavorare sulle capacità cognitive, lo sviluppo e il controllo dell'attenzione nei ragazzi, quindi ci sono anche dei giochi, tipologie di gioco e tempi di gioco che possono essere salvifici, così come possono essere di supporto nella socializzazione. Abbiamo trovato questo studio, che è il report internazionale a cura della Internet Software Association, dove hanno guardato nel dettaglio tutto quello che di positivo può dare il gioco, i vari tipi di gioco, e vi invito ad andarvelo a leggere, perché sicuramente ci sono tanti fattori di forza per quanto riguarda i giochi. Tuttavia il gioco può creare anche danno e dipendenza, quindi sappiamo che, l'abbiamo visto, l'isolamento sociale, forme di dipendenza nella reiterazione dei comportamenti, sviluppo di ansia, quindi bisogna anche in questo caso trovare il limite, il livello in cui si riesce a utilizzare gli strumenti del gaming senza che esso diventi un rischio per i ragazzi stessi. Anche per quanto riguarda il gioco abbiamo un test di problematicità e circa il 17% dei ragazzi dei nostri studenti ha un profilo problematico per il gioco, ma guardate in questo caso quanti sono di più i ragazzi rispetto alle ragazze ad aver sviluppato una problematicità, il 25% contro l'8,4%. Sicuramente ci sono fattori positivi e conseguenze negative legate al gioco, ma diciamo che se andiamo a leggere quelli che sono le caratteristiche, le differenze fra i giocatori e i giocatori con un profilo a rischio, vediamo subito che l'identikit del giocatore a rischio, a parte che sta più tempo collegato, spende molti più soldi e inizia a mettere in atto moltissimi comportamenti altri. Legato al gioco a rischio, ma legato al gioco in generale, c'è poi un fenomeno che è stato introdotto nel mercato relativamente da pochi anni, che è quello delle loot box, che rappresentano un po' un training all'azzardo nel gioco e quindi rappresentano proprio il ponte ideale fra quello che è il gaming e quello che è il gambling. Molti ragazzi, la maggior parte dei ragazzi che gioca accede alle loot box e ci gioca, la maggior parte dei ragazzi, quasi tutti i ragazzi con un profilo problematico, aprono le loot box e quindi scommettono sulle loro capacità di gioco e iniziano a mettere in atto dei comportamenti che poi piano piano li possono transitare verso il gambling. Non vi annoio con i fattori associati al gioco e al gioco problematico, vi faccio vedere invece qualche dato proprio sul gambling, cioè sul gioco d'azzardo fra i ragazzi, ed è un dato che fa impressione perché è il dato che quest'anno ha raggiunto i livelli più alti di sempre. Nello studio del 2024 il gioco d'azzardo fra i minori è tornato ad esplodere e un altro dato che vi do come spoiler è quello legato al trading sportivo, che è nella linea virtuale, c'è il gaming, loot box, gambling, trading sportivo, è tutto un continuum. I ragazzi non è che fanno grosse differenze, fanno un po' quello che gli va di fare on demand. Comunque il 4,7% degli studenti ha un profilo a rischio per il gioco d'azzardo. Un profilo a rischio vuol dire che già ha bisogno di qualcuno che ci faccia caso, gli stia vicino, e rispetto a questo in Europa noi siamo uno dei paesi con
una problematicità maggiore. D'altra parte siamo anche uno dei paesi che raccoglie di più sul gioco d'azzardo, 160 miliardi di euro, insomma siamo mi sembra la terza o la quarta potenza mondiale per la raccolta sul gioco, quindi giustamente siamo un pezzo avanti. Sul gioco d'azzardo sono più gli uomini al solito a giocare, ma anche qui l'industria del gioco si sta organizzando per spingere anche le ragazze verso l'azzardo e negli anni abbiamo visto, vedete, crescere sempre di più i consumi di gioco, ma soprattutto i profili a rischio per il gioco stesso. Vado verso la chiusura perché il mio tempo penso che sia finito a questo punto e vi vado a raccontare un pochino la storia che ci siamo immaginati quando abbiamo parlato di questa lezione appunto con la giovane collega, con Costanza, che mi spingeva a dire no, ma te non puoi andare lì a dire che è sempre tutto negativo e quindi ci siamo in qualche maniera interrogate su quali possono essere i giochi che in qualche maniera isolano e quali sono i giochi che connettono e sicuramente tutti quelli che sono i giochi competitivi riducono tutti quelli che possono essere comportamenti prosociali, così come invece i giochi collaborativi possono aiutare, unire e sicuramente il tempo dedicato a questo tipo di attività è una forma di tutela, cioè cercare di in qualche maniera limitare il tempo dedicato a questa attività può essere una tutela verso lo sviluppo di problematicità nei confronti del gioco stesso. Chiudo veramente con due note su questo ragionamento sull'intergenerazionalità perché è un tema che mi sta appassionando moltissimo. Come vi dicevo, abbiamo letto i dati attraverso queste 3 generazioni e quello che è emerso in maniera forte è che quando ragioniamo, poi sono belli i dati sulle sostanze, ma quelli ve li faccio vedere un'altra volta. Ma il dato invece sulle le dipendenze comportamentali ci ha evidenziato una maggiore fragilità chiaramente della generazione X per quelli che possono essere i giochi d'azzardo, grazie, e non c'erano, cioè i videogiochi erano sicuramente molto più limitati. La generazione Y invece ha una fragilità maggiore per quanto riguarda l'abuso di videogiochi, quindi l'interconnessione, il collegarsi ai videogiochi, mentre la generazione Z sembra avere una maggiore fragilità per quanto riguarda l'utilizzo dei social network, quindi tutto quello che è la relazione virtuale e diciamo questa vita parallela di cui ci dobbiamo in qualche maniera prendere carico. Un dato che mi dispiace, però faccio sempre vedere, è quello dell'uso di psicofarmaci senza prescrizione medica, che è una costante in tutti quelli che hanno problematicità legate a tutte le dipendenze comportamentali e questo è un dato che va peggiorando nelle generazioni, quindi sono tutti ragazzi che comunque hanno di base un profilo ansioso e quindi una forma di autocura nell'uso di psicofarmaci senza prescrizione medica che, torno a dire, lo dico sempre, non usano per sballare, usano per autocura nella maggior parte dei casi, anche in forma competente perché ce lo dichiarano, e guardate quanto aumenta la correlazione con questo tipo di comportamento nelle 3 generazioni, quindi una costante che abbiamo visto sviluppare. Quindi che cosa possiamo fare? E veramente ora chiudo. Sicuramente ci possiamo stare dentro, cioè dobbiamo riuscire a capire che cosa fanno questi ragazzi. Sicuramente non è controllandoli, sicuramente non è con uno stile educativo controllante, ma con una forma di condivisione. Quello che dobbiamo imparare è a capirle queste cose, quindi fare uno sforzo per provare a giocare, per provare a capirli i giochi, per provare a vedere quelle serie stupide che piacciono tanto ai ragazzi più giovani, per provare a leggerli e a condividere con loro lo spazio senza doverlo fare necessariamente con loro, magari ce lo facessero fare, però avendo modo di fare una mediazione genitoriale attiva, così come la scuola dovrebbe in qualche modo riuscire
e lo so che nella scuola è una cosa impossibile perché ce ne sono da fare troppe, però ad aggiornarsi e a entrare nel merito di questo tipo di mondi virtuali in cui in qualche maniera i giovani sono. Quindi chiudo con 4 suggestioni. La prima è quella sulla connessione al benessere, quindi l'internet e i videogiochi che possono anche in qualche maniera favorire la socializzazione. La seconda è quella legata ai rischi digitali, quindi l'uso eccessivo di internet, il gaming problematico, sono associati anche all'isolamento sociale, quindi a tutte le difficoltà relazionali che ci possono essere. Il ruolo della famiglia nella scuola, che sicuramente deve essere un ruolo di monitoraggio attivo e di mediazione educativa insieme ai ragazzi, e la guida verso quello che dovrebbe essere un utilizzo responsabile di tutti questi strumenti che hanno un potere enorme, che sicuramente possono rendere i nostri ragazzi 10 volte più intelligenti e più smart, ma li possono anche obnubilare e rendere più isolati. E con questo veramente ringrazio i miei colleghi da Pisa che mi hanno aiutato a costruire il lavoro, in particolare appunto la dottoressa Dini, Silvia e Claudia, che sono le 2 colleghe che si occupano con me dello studio ESPAD insieme a tutti gli altri, e poi vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a lei, dottoressa, per la precisione, nonostante la densità e la quantità degli elementi, ma lascio subito la parola al dottor Margutti per un primo commento o una domanda alla dottoressa Molinaro. Tutte e due le cose. Mi sono scritto un po' di appunti, tentavo di starti dietro, un po' ci sono stato, e l'altro però ho lasciato un po' andare l'immaginazione, che è quello, il punto secondo me più debole, no? Come tu hai sottolineato. Cioè l'immaginazione è quello che ci permette effettivamente di costruire il nostro sé. Pensano che il sé è il più alto prodotto dell'immaginazione che noi abbiamo, e io penso che un uso massiccio in rete levi un po' questa opportunità della nostra mente di espandersi. La cosa interessante è che abbiamo visto che si parla di connessione, no? In tutta la settimana, il contenuto, però alla fine emerge l'isolamento. È paradossale questo, no? Più ci tuffiamo dentro una cosa e più ci isoliamo. C'è una cosa però che mi solleva, è il fatto che più crescono e più si riduce il fenomeno. Quindi io penso che tantissimo sia proprio nell'essere adolescenti, in cui tutto è veramente un'iperbole, un'esagerazione. Ogni generazione ha la propria esagerazione. E questo mi rende, come dire, mi fa respirare un poco, perché la mia domanda è questo, cioè questo percorso, questo passaggio che fanno gli adolescenti per diventare grandi e che necessitano del rischio. Qui il rischio più grosso abbiamo visto è l'isolamento, cioè il fatto di non farcela, no? Che sicuramente ne rimangono pochi dentro a quello che è un'area di patologia, quindi di problematicità, di sofferenza vera e propria. Come possiamo fare? Come possiamo declinare questo, no? Nella pratica, sia della prevenzione, io la vedo nella cura, ma anche nella prevenzione, effettivamente, per poter sollevare questi ragazzi che poi rimangono fregati, rimangono isolati e rimangono, come dire, in uno stato in cui va veramente contro a quello che è il nostro cervello, per cui è stato veramente formato, che è quello di sopravvivere e di connettersi. Cioè, dalla tua esperienza, no? Visto che, come dire, frequenti tantissimi istituti, collabori con collaboratori più giovani che entrano nelle scuole e vedono tutto questo in loro, che sono i più giovani, no? E che quindi possono vedere la speranza, possono avere una prospettiva più ampia. Cosa vedono? Cosa si può fare dal loro punto di vista? Perché è quello che mi interessa, non dal nostro. Il nostro lo vediamo proprio, ma dal loro. Allora, una bella domanda, grazie. Senti, ti do 2 risposte. Una te la do da epidemiologa, quindi
Noi abbiamo studiato, la fortuna di uno studio come ESPAD è uno studio che appunto viene fatto in Europa, quindi noi vediamo in tutti i paesi, rileviamo il solito tipo di informazione e poi riusciamo a metterli in correlazione con altri fattori che sono per esempio lo stato sociale nei paesi, la ricchezza, le alternative possibili. Noi abbiamo fatto alcuni anni fa uno studio molto bello, fra l'altro con dei colleghi di Padova, con il professor Vieno, il professor Canale, sul gaming problematico. Erano i primi anni che studiavamo il gaming e quello che è emerso forte era il valore protettivo dello Stato. Ora ve lo chiamo Stato sociale, mi rendo conto che è una parola desueta, però diciamo il valore delle politiche di welfare messe in atto nei paesi. Cosa veniva fuori? Che in paesi come l'Italia o la Romania, che andavano insieme e non dico altro, il gaming problematico era altissimo, non c'erano alternative per i giovani. In paesi del nord Europa come la Finlandia, in particolare la Svezia un po' meno perché c'ha altri tipi di problemi, e l'Estonia, la Lettonia, dove invece c'erano dei programmi di welfare, soprattutto indirizzati ai giovani, molto più penetrati nei territori, il gaming era bassissimo. Quindi quando poi siamo andati a leggere quali erano gli esempi, la Svezia aveva un dato bellissimo, c'era anche un progetto lì in Svezia, quando siamo andati a leggere abbiamo visto che banalmente, dico una cosa scontata, c'erano alternative gratuite per le famiglie e per i ragazzi, per cui volevano andare a fare il corso di teatro, avevano il corso di teatro dove non ci doveva andare il genitore che si doveva licenziare dal lavoro per prendere la persona che lo accompagnava. C'era una situazione in cui i ragazzi potevano fare sport gratuitamente, potevano andare al teatro, potevano fare delle alternative allo stare in casa a giocare. In un paese dove invece lo Stato sociale non si occupa dei giovani, è un paese dove molte di queste problematiche legate soprattutto all'isolamento vanno a incrementarsi, e questa è la risposta da epidemiologa, e ci sono 1000 dati interessanti che ci permettono di dimostrare questo. Ti rispondo invece da ricercatrice, quando parlo con le mie giovani colleghe, quello che mi torna è che fra le nuove generazioni c'è molto timore di molta poca fiducia nel prossimo, nei pari, nelle relazioni, quindi si sta sviluppando una generazione che paradossalmente sarà tutelata dai rischi della rete, perché appunto essendo nativi digitali loro fin da piccolissimi imparano in qualche maniera quelle cose che noi adulti non sappiamo fare, quindi siamo noi che finiamo nella rete, loro svincolano o ci finiscono sotto, ma quelli che hanno una fragilità, diciamo quella minima parte. Però il problema principale è appunto la mancanza di fiducia nelle relazioni altre, dovuta al fatto che forse, almeno l'impressione che ho io, è che manca un po' di conoscenza della storia, dell'umanità. Dico una cosa forte, però è come se ci fosse una visione verso il futuro e non ci fosse una contestualizzazione nell'intero percorso dell'umanità. Per cui l'evento Covid è stato vissuto come un qualcosa di una tragedia mondiale. Forse noi non l'abbiamo vissuta così perché ci ricordiamo banalmente a scuola di aver letto I Promessi Sposi e la peste, che aveva comunque falcidiato milioni di persone. L'abbiamo vista finire, passare, abbiamo imparato che queste cose accadono e queste cose hanno un inizio e una fine, quindi non l'abbiamo vista come la fine dell'umanità. Quindi quello che arriva un po' è questo, no? Questa visione che è anche tipica della crescita, delle fasi giovanili. Però ecco, la mancanza di fiducia e l'ansia, la paura del futuro è un qualcosa che forse non è tanto solita nei giovanissimi. Ecco. C'era spazio per un'altra domanda che adesso mi viene. Cioè, guarda, adesso stavo pensando una cosa, mi ha colpito tantissimo, no? Il termine malvagità. In questo momento c'è un personaggio malvagio che viene definito proprio malvagio, attuale. Sono 4 lettere, inizia per M e finisce per K. Sì, è proprio così.
la cosa interessante, no? Che io penso che la malvagità sia versus la ribellione. Cioè sono veramente due opposti in questo momento. Cioè chi si ribella non è malvagio, ma veramente è lì per in qualche modo salvaguardare se stesso, la propria dignità, la propria storia. La malvagità è veramente la distruzione dell'altro. E io penso, guarda, che questa cosa qua mi ha fatto tantissimo pensare. Penso che bisognerebbe veramente aiutare i più giovani in questo, che non conoscono probabilmente il valore della ribellione, della sana ribellione nell'adolescenza, mentre conoscono la malvagità, perché sia nel ghosting e in qualsiasi espressione al negativo dell'internet c'è la malvagità, cioè il desiderio di far male. E dall'altra parte non c'è altra possibilità che curarsi in qualche modo, e quindi sono le sostanze, e quindi c'è il gioco, e quindi c'è l'isolamento, eccetera, eccetera. Ti devo rispondere. Quello che vuoi. No, condivido questo tuo, sicuramente hai colto il punto e sicuramente dobbiamo riuscire a capire, non c'è solo questo, c'è anche questo, dobbiamo riuscire a capire come fare a alleggerire un po' il carico delle nuove generazioni. Esatto, proprio così. Grazie dottor Margutti per entrambe le sue riflessioni e per la domanda. Abbiamo altri commenti, sono moltissime le persone che stanno interagendo, ci fa piacere dare un riscontro anche a tutti malvagie? No, piuttosto ribelli. Va bene, No, allora in realtà stanno chiedendo qualche riferimento, per esempio Maria Teresa chiede dove possono essere recuperati questi dati, se lo può ripetere gentilmente, perché evidentemente le persone sono curiose anche di andare a riconsultarli. Allora, c'è sicuramente, non l'ho messo nella slide, però sicuramente c'è l'indirizzo dove trovate tutto, è www.epid.ifc.cnr.it. Facile. Questo rimane online, quindi se l'avete perso in diretta potete riavvolgere il nastro. Quindi grazie, perché evidentemente tutti questi dati che sono a sostegno di molte opinioni che sentiamo, ma è veramente molto interessante avere i dati diretti, soprattutto dalla voce dei ragazzi. Leggo altri commenti, c'è Giovanna da Caltanissetta, Associazione Casa Rosetta, che ringrazia per tutto il festival. Buonasera relatori, grazie per l'opportunità e l'impegno, buone prassi da condividere tra nord e sud, da nord a sud, e quindi questo ci fa particolarmente piacere che le persone ritengano anche questa settimana della prevenzione come un'occasione per ricevere utilità e informazioni. E poi c'è una domanda. Una persona chiede come possiamo interpretare il fenomeno dell'incremento dell'uso di internet tra la popolazione femminile, che ci è stato illustrato prima, e si chiede se possa essere correlato a una maggiore fragilità emotiva. Cioè, come avete interpretato questo dato del sorpasso in alcuni casi delle ragazze rispetto ai ragazzi? Beh, le ragazze sono sicuramente più fragili nella connessione in internet finalizzata alla relazione, al rispecchiamento, all'immagine. Infatti abbiamo visto che la problematicità delle ragazze per lo più è legata all'uso dei social media e al tempo speso in rete, quindi basta andare banalmente su uno dei social media più diffusi fra i ragazzi, TikTok, e l'80% delle influencerine, cioè dei contenuti, vengono prodotti da donne, non da uomini. E quindi ecco che è un po' un serpente un circolo vizioso, no? Per cui le ragazze si identificano, vanno anche loro, vogliono apparire, hanno una cura per l'estetica, per se stesse, che è veramente spaventosa se pensiamo al fatto che sono ragazze molto giovani. Sono bellissime. Io quello che dico quelle poche volte che vado nelle scuole è che questi ragazzi sono bellissimi, noi non eravamo così belli, sono curati, sono alti, già quello, e poi sono bellissimi, tutti curati, tutti sistemati, non hanno un brufolo, non sono perfetti nella maggior parte dei casi, e però sono super fragili, quindi sono proprio dei supereroi fragili, e le ragazze questa cosa la vivono peggio.
E quindi c'è una iperstimolazione che le fa sentire sempre alla rincorsa, certo, in qualche maniera. Non so se ci siano delle domande anche dal pubblico presente in sala. Nel frattempo leggo un altro spunto di un educatore che chiede chiarimenti su questo interesse crescente dei ragazzi per il trading, se è una cosa che avete esplorato, perché c'è questo mito veramente sempre più diffuso dell'arricchimento facile, veloce, ci sono dei personaggi anche online che si fanno vedere assolutamente vincenti e moltissimi ragazzi sono stregati da questa cosa, spendono ore notturne a studiare i modi per... Sì. eccetera. Fa parte delle vostre ricerche questo fenomeno? Allora, fino ad oggi non abbiamo rilevato, non c'ho il dato ancora, lo stiamo rilevando ora per la prima volta, proprio perché ci è arrivata da molti insegnanti. Noi teniamo un corso, dei corsi diciamo accreditati per gli insegnanti, si chiama la serie dei corsi Sofia, lo facciamo ogni anno e restituiamo agli insegnanti tutti un ragionamento sui dati di ESPAD. Sono 8 ore di corso, quindi abbiamo voglia di parlare di numeri e dati con tutti questi insegnanti, partecipano 300-400 insegnanti l'anno e sono loro che ci danno queste idee, perché ha un punto di osservazione privilegiato e sono stati loro a raccontarci il fatto che molti ragazzi avevano switchato dal gambling e stavano andando nel trading, sia trading finanziario che trading sportivo, che io non sapevo manco che esistesse, quindi mi è toccato andarmi a studiare che cos'era il trading sportivo. E il trading finanziario è un qualcosa che va di super moda perché viene anche in qualche maniera supportato dalle famiglie, perché lo stigma familiare è zero. Per mio figlio è figo se gioca nelle piattaforme di trading e magari guadagna anche qualcosa, però per come sono costruite queste piattaforme non sono differenti da molte piattaforme di gioco online, perché è molto veloce, non è che devo stare lì una giornata, 8 minuti di trading e mi levo la paura, posso giocare anche piccole somme. Io babbo ti dico, ma invece di spendere soldi a fare il giochino che perdi soltanto, studia e diventa, e c'è questo mito di poter diventare ricco velocemente, facilmente e poi di essere sopra gli altri da questo punto di vista. Quindi sì, è un fenomeno che l'anno prossimo vi daremo i dati sul trading. Quindi all'anno prossimo. All'anno prossimo sul trading. È veramente in crescita, molti ci hanno chiesto informazioni. Bene, credo che l'incontro sia stato veramente ricchissimo di spunti. Ricordiamo appunto che riguardando il video potete anche accedere al sito che è stato citato dalla dottoressa e la ringraziamo per mettere a disposizione questi dati di tutti, educatori, specialisti della salute e quant'altro. Quindi la ringraziamo veramente di cuore di essere stata ancora con noi a Cambio Gioco, non era la prima volta e probabilmente non sarà l'ultima, visto che ci porterà nuovi dati. Grazie anche al dottor Margutti per i suoi commenti e la sua presenza. Ricordo a tutti che ci sarà un altro appuntamento in questa prima giornata, questa sera alle 20:30 avremo qui con noi il dottor Stefano Rossi per un incontro dal titolo Demenza digitale e trappole della rete, quindi affronteremo la questione anche dal punto di vista di uno psicopedagogista molto apprezzato e conosciuto, quindi vi invitiamo a raggiungerci in presenza qui al Barco Teatro di Padova se potete farlo, oppure comunque a connettervi, visto il significato anche positivo di questo termine. Quindi ancora una volta un ringraziamento alla dottoressa Molinaro, grazie mille. ULSE Euganea di Padova ringrazia tutte le persone che hanno partecipato e vi invita a continuare a rimanere in contatto con il festival consultando il sito www.cambiogiocoulsei.it. Grazie e arrivederci al prossimo appuntamento.